A tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di sabato 17 maggio, prima corsa riservata ai gentleman, cavalli di 3 anni, 7 dietro le ali dell'autostart, lo schieramento 1 Giga Veloce, 2 Geronimo Trio, 3 Ginevra Mark, 4 Gilda Treb, 5 Gioia Band, 6 Gilly Pathmaker, seconda linea, 7 Galassia Bag. Molto giocate Ginevra Mark e Gilda Treb, macchina intanto che accelera, parte discosta Gilly Pez mentre lottano subito per il comando Geronimo Trio, Ginevra Mark e all'esterno Gilda Treb. Mantiene il vantaggio Geronimo Trio su Ginevra Mark che si accoda, Gilda Treb fa altrettanto. Così sulla piegata è Geronimo Trio a condurre le danze nei confronti di Ginevra Mark, Gilda Treb, Giga Veloce e tutti gli altri in fila indiana. Dopo 400 metri di gara, completati in 31, posizioni tattiche invariate, cerca di risalire intanto Gioia Ban dalle posizioni di retroguardia. Tanto davanti è sempre Geronimo Trio che completa i primi 600 metri di gara in 48 e 1. Davanti alle tribune, situazione invariata, Gioia Ban vorrebbe probabilmente una schiena, la trova ora in Gilda Treb, che però viene anticipata a sua volta da Ginevra Mark. Siamo all'altezza del chilometro con Ginevra Mark che va all'attacco di Geronimo Trio, i due tallonati sempre da Gilda Treb, Geronimo replica all'affondo di Ginevra con Gilda che si prepara a venire via in terza corsia. Lungo la corda invece guadagna terreno Galassia Bag. Galassia Bag è direttamente in schiena Geronimo Trio, tenta ancora la terza corsia Gilda Treb per andare su Ginevra Mark che sembra ormai esausta. In retta Geronimo Trio in vantaggio, Geronimo in vantaggio nelle battute conclusive, ci prova Giga Veloce a centropista che finisce meglio di tutte, ma la vittoria è per il numero 2 Geronimo Trio, Andrea Orlandi, che la porta a casa ancora bene sul traguardo. Il secondo posto invece per Giga Veloce che a centropista, andiamo a rivedere le fasi finali, riesce ad avere ragione degli avversari. Vedete Geronimo Trio che in percorso di testa non si lascia mai minacciare sul percorso e vince agevolmente, mentre per il secondo Giga Veloce precede di misura Galassia Bag. Il successo per Geronimo Trio, in sediolo Andrea Orlandi, per il training di Marco Azzaroni, Scuderia Trio.